pronti per questa nuova edizione del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Catanzaro, dove un bimbo di 3 anni e mezzo è caduto dal quinto piano di uno stabile. Il piccolo non è in pericolo di vita, sotto shock la madre. Appello del senatore Siclari il 18 giugno, tutti a Roma per protestare contro il decreto Calabria che penalizza i calabresi, previsti bus da ogni parte della regione. Ai nostri microfoni parla il prete della parrocchia di Santa Maria Assunta, il Rose, che ha ingerito la candeggina. Intanto il vescovo lancia l'appello, chissà parli. Si è insediato stamattina nel municipio di Corigliano Flavio Stasi, il primo sindaco della città unica, la fascia e i buoni propositi del giovane primo cittadino. Scelti i componenti della giunta che affiancheranno il sindaco Limerdo nel governo della città di Vibo. È di 2 morti e 2 feriti il bilancio dell'incidente verificatosi nella notte a Cassano sulla statale 534. Ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro TG. Lo avete sentito anche dai nostri titoli: paura a Catanzaro, dove un bimbo è caduto dal quinto piano di una palazzina popolare. La madre è sotto shock, il piccolo portato in ospedale al Pugliese Ciaccio per fortuna non è in pericolo di vita. Vediamo. Tragedia sfiorata a Catanzaro, dove un bimbo di 3 anni e mezzo è caduto dal quinto piano di questo stabile in via Fares, nel quartiere Sala della città. Il piccolo si trovava sul terrazzo dell'appartamento in cui abita. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di una caduta accidentale. Il bambino era in casa con la madre, che è in stato di shock. Sul posto l'ambulanza del 118, la corsa verso l'ospedale, il Pugliese Ciaccio. Dai primi esami sarebbero emerse fratture alle gambe, ma non il pericolo di vita. Il piccolo, che è straniero, attualmente è ricoverato nel reparto di rianimazione del nosocomio, anche se, secondo quanto si è appreso, la TAC a cui è stato sottoposto al suo arrivo avrebbe dato esito negativo. La caduta del bambino potrebbe essere stata attutita dai fili usati per stendere la biancheria, posti sul balconi sottostanti a quello dal quale è caduto. Sul posto anche gli agenti della squadra mobile per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E restiamo a Catanzaro, dove un uomo, 74 anni, è morto oggi nell'incendio di alcune sterpaglie accaduto a Settignano, in un terreno di sua proprietà. Il cadavere carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro, che sono intervenuti per spegnere le fiamme che avevano attaccato un'altra area di macchia mediterranea. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marcellinara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo potrebbe essere stato sorpreso dal fuoco mentre bruciava le sterpaglie, oppure potrebbe essere stato coinvolto nel tentativo di spegnere il rogo. Cambiamo pagina. Il decreto sanità. Il senatore Marco Siclari di Forza Italia lancia un appello per una manifestazione a Roma il prossimo 18 giugno, martedì prossimo. La deputata del PD Enza Bruno Bossio denuncia: è solo un'operazione di potere. Intanto il Movimento 5 Stelle difende il provvedimento definendolo indispensabile per la nostra regione, il punto nel nostro servizio. Critiche bipartisan al decreto sanità dal centrodestra e dal centro-sinistra. Il senatore di Forza Italia Marco Siclari, che è un medico, al Senato ha presentato emendamenti e precisato che il decreto non destina un solo euro all'assistenza sanitaria calabrese. Parla soltanto di riduzione di quelle che sono le prestazioni sanitarie ambulatoriali specialistiche, parla di dissesto delle ASP. Ciò significa che chiuderebbero i laboratori di prossimità, quelli sotto casa, dove andiamo a fare le analisi del sangue, convenzionati con la regione, dove paghiamo a prezzi inferiori appunto perché esiste la convenzione, ed evitiamo le lunghe liste d'attesa degli ospedali. Ecco, chiuderanno anche loro, perché il dissesto delle ASP porterà al non pagamento di queste strutture, che sono tutte a rischio.
Pertanto invita i calabresi a Roma il prossimo 18 giugno alle ore 13 in piazza Montecitorio per bloccare quella che ritiene un'azione scellerata. Ci uniamo, veniamo a Roma il giorno 18, ci facciamo sentire a piazza Montecitorio, sarò con voi col megafono in mano e chiederemo a tutti di discutere i nostri emendamenti in aula e soprattutto di approvare quelli che sono più importanti, perché i nostri bambini non possono attendere mesi di attesa per fare un prelievo di sangue, né gli anziani devono morire perché non hanno i soldi per potersi curare. Per la deputata del PD Enza Bruno Bossio è solo operazione di potere. Sostituirsi nella nomina dei direttori generali, ma non rinnovando i direttori generali, anzi cercando direttori generali amici degli amici fuori dall'albo nazionale certificate e possibilmente anche in pensione. Il Movimento 5 Stelle difende il provvedimento e ritiene indispensabile che venga approvato. I parlamentari Francesco Sapia e Bianca Laura Granato in una nota precisano: non sappiamo se in Forza Italia si siano accorti che al momento le aziende del servizio sanitario calabrese rette da vertici provvisori sono paralizzate e se sia loro chiaro che a questo punto è urgente concludere i lavori del decreto Calabria, in primo luogo per ottenere il previsto sblocco del turnover del personale. Ai nostri microfoni parla il parroco di Rose, siamo nel Cosentino, lo ricorderete nei giorni scorsi ha ingerito candeggina durante la messa. Don Claudio sta bene, parla di una burla e non ha sporto denuncia. I carabinieri della locale stazione però sull'accaduto hanno avviato indagini. Intanto il vescovo lancia un appello e dice: chissà, parli, vediamo. È accaduto qui, nella chiesa di San Pietro Apostolo a Rose, l'episodio accorso al giovane parroco Don Claudio Albanito. Durante la messa il sacerdote ha ingerito della candeggina contenuta nelle ampolline. Durante il rito della comunione ha versato il contenuto nel calice, ha bevuto e subito si è sentito male. Immediatamente è stato soccorso e trasportato all'Annunziata di Cosenza. Adesso sta bene Don Claudio, lo incontriamo per le strade del paese. È stato soltanto così uno scherzo, una burla, adesso sto bene, insomma, così, quindi basta, abbiamo fatto quello che si doveva fare, basta, insomma, così sto bene, respiro, non c'è niente, nessun strascico c'è in questa cosa. Lei da quanto tempo è parroco qui a Rose? Sono parroco a Rose dal 16 di settembre, quindi sono pochi mesi, insomma 9 mesi saranno fra poco, e sono qui in questo paese che mi ha accolto. Sono tutti quanti stati vicino in questa occasione, insomma mi vuole bene, è accogliente, è un paese veramente, ecco, che fa vedere l'affetto verso qualcuno e qualcosa. Ci racconta quegli attimi, cos'è accaduto Don Claudio? Niente, ho celebrato la messa, l'ho terminata nuovamente e poi, ecco, basta, insomma è successo poi per i controlli, mi hanno portato al pronto soccorso dovuto, basta, è stato un momento così. Si è sentito subito male dopo? Sì. Non ha sporto denuncia Don Claudio Albanito, ma i carabinieri della locale stazione stanno svolgendo d'ufficio le indagini. Come c'è finita la candeggina nelle ampolline? Un errore? Uno scherzo o cos'altro? La vicenda è seguita personalmente anche dall'arcivescovo di Cosenza Bisignano, Monsignor Francesco Nolè. Ha incontrato Don Claudio per esprimergli solidarietà e vicinanza. Il vescovo fa sapere che attende l'esito delle indagini avviate dai carabinieri e invita tutti a collaborare con le forze dell'ordine. Intanto Don Claudio vuole lasciarsi questa brutta storia alle spalle. Torniamo alla normalità, insomma, c'è tanto da fare, ecco, quindi dimentichiamoci di questa storia e basta. A Corigliano Rossano, il posto amministrativo, si è insediato stamattina il nuovo sindaco Flavio Stasi, il primo sindaco della città unica. La fascia e i buoni propositi del giovane primo cittadino. Vediamo. Quale presidente dell'ufficio elettorale centrale del comune di Corigliano Rossano, ho accertato che il candidato a sindaco, signor Flavio Stasi, ha vinto il turno di ballottaggio riportando 23.023 voti validi. Ho accertato che a carico del signor Stasi non sussistono condizioni di incandidabilità e pertanto proclamo
Flavio Stasi, sindaco del comune di Corigliano Rossano. La prima con la fascia tricolore di Flavio Stasi, la proclamazione ufficiale, da oggi sindaco in carica di Corigliano Rossano, la terza città della Calabria. Il giovane ingegnere non nasconde l'emozione, il pensiero va a chi lo ha sostenuto quando l'avventura sembrava impossibile. Adesso si apre la fase nuova ed avverte la responsabilità. È indescrivibile, ripeto, al di là dell'ovvia emozione per il traguardo raggiunto, ma l'emozione è per quello che sta vivendo la città. E ce n'era davvero bisogno di questa ventata di speranza. Ora questo significa per me una grande responsabilità ed è per questo infatti che sto lavorando ormai da 3 giorni, perché per rispondere alla responsabilità c'è bisogno di lavoro, di coraggio, di buona volontà. Io ce la metterò tutta insieme a tutta la mia squadra. Questa grande città sicuramente può vivere di turismo. Lei ha già pensato quali azioni attuare sin da subito per rilanciare il turismo per questa grande città? Intanto la prima cosa che dobbiamo fare è quello di programmare questa stagione, per la quale ovviamente siamo in ritardo perché siamo a metà giugno e ci stiamo lavorando da ieri, non a caso. In futuro sarà la pianificazione di tutti gli eventi e il marketing territoriale la risposta a questa domanda. Ci sarà una pianificazione molto diversa dal passato, pianificheremo un anno di eventi in cui cercheremo di valorizzare tutti gli angoli di questo bellissimo territorio e faremo una grande operazione di marketing territoriale. Noi non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo soltanto far vedere quello che abbiamo. Eccolo, il primo cittadino della città unica, la terza per numero di abitanti in Calabria. È brillante e, nonostante la giovane età, ha una pregnante carriera politica alle spalle, consumata all'ombra del movimentismo ecologista. È la vera sorpresa di questa tornata elettorale, l'outsider che non ti aspetti, la soluzione non prevista che spiazza l'agone politico cittadino. Stasi ha vinto a Rossano e Corigliano, è stato l'anello di congiunzione del processo di amalgama delle due realtà, un tempo lontane e avviluppate intorno al proprio campanile. La risposta che è arrivata dai cittadini è netta, è precisa e perentoria. Comincia un nuovo corso, si disegnano nuovi scenari e la città, dopo aver per anni inseguito consumate leadership, consegna nelle mani del giovane ingegnere il suo futuro. Molto è cambiato da queste elezioni, molto cambierà da quando il governo comincerà ad operare, a compiere scelte, a mettere in campo la determinazione, più volte evocata nel corso della campagna elettorale, che si traduce in una nuova alba per un territorio verso il quale la politica, fino ad oggi, ha mostrato colpevoli disattenzioni. Ci spostiamo a Vibo, dove è pronta la giunta del nuovo sindaco. Vediamo. Smaltita la smorfia elettorale e conclusosi l'immancabile rosario di incontri politici, il sindaco di Vibo Valentia ha potuto annunciare la nuova giunta che la affiancherà nella guida della città. Si tratta per il momento di 8 componenti, perché manca il rappresentante di Fratelli d'Italia, partito letteralmente imploso nelle ultime ore e non più in grado al momento di dare un'indicazione precisa al primo cittadino. Questo perché per il varo della giunta si è deciso di rispolverare il vecchio ma sempre utile manuale Cencelli, per cui i componenti sono stati rigidamente suddivisi sulla base della forza elettorale espressa dalle rispettive liste. Ecco i nomi degli assessori. Domenico Primerano, già segretario generale di questo comune, con delega agli affari generali e personale. Per Forza Italia, alla quale spetterà anche la presidenza del Consiglio Comunale, per la quale sarebbe stato individuato Pino Muratore, gli assessori saranno Maria Teresa Nardo al bilancio e Franca Falluto alle pubblica istruzione, politiche giovanili e politiche sociali. Per Città Futura, lista a suo tempo composta da fuoriusciti dal PD, le deleghe sono state assegnate proprio all'ex capogruppo di questo partito nello scorso Consiglio Comunale Giovanni Russo ai lavori pubblici e da Gaetano Pacenza, già assessore della vecchia giunta di sinistra dell'allora sindaco San Marco, alle attività produttive. Per Rinascivibbo, lista dei forzisti vicini al sindaco di Cosenza Occhiuto, Pasquale Scalamogna con delega all'urbanistica. Per la lista ispirata dall'UDC, Vincenzo Bruni, figlio del leader provinciale del partito, con delega all'ambiente. Infine, per la lista Forza Porto Santa Venere, Daniela Rotino, che avrà la delega alla cultura. A questo punto l'ultimo atto rimane l'apertura ufficiale della nuova consigliatura, con la prima seduta convocata per il prossimo 18 giugno alle ore 16.
Le altre notizie nelle nostre brevi. E di 2 morti e 2 feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte a Cassano Ionio, lo scontro tra 2 auto sulla statale 534 in contrada Stombi. Le vittime sono i conducenti delle vetture, uno dei 2 dopo l'impatto è stato sbalzato fuori dal mezzo, l'altro è stato estratto dall'auto ridotto ad un ammasso di lamiere. Ferite 2 donne, madre e figlie, trasportate negli ospedali di Cosenza e Corigliano. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri, ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con cui in secondo grado erano stati condannati per il crack Tesi amministratori e sindaci della società informatica. Tra gli imputati anche Luciano Vigna e Michelangelo Spataro, che adesso potrà tornare in giunta al Comune di Cosenza. I giudici della Cassazione hanno disposto un invio del processo in Corte d'Appello per un nuovo esame. Minaccia, violenze fisiche e in un'occasione anche sputi in faccia. La polizia di Cosenza afferma uno stalker di 33 anni al quale è stato imposto il divieto di avvicinamento alla vittima. Pedinava e perseguitava da tempo una giovane donna che considerava una cosa di sua proprietà. Le violenze hanno provocato alla vittima vistosi ematomi sul volto e sul collo, il tutto per la morbosa gelosia che l'uomo aveva nei confronti della donna. I carabinieri hanno arrestato il latitante Alessandro Agostino, di 34 anni, accusato di associazione finalizzata alla produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il latitante è stato rintracciato all'interno di una villa ubicata nel centro di Siderno, presa in affitto da un soggetto estraneo ai fatti. Il 34enne è stato trovato insieme ad un fiancheggiatore. Al momento dell'irruzione i 2 stavano preparando il pranzo. Beni per 500.000 euro sono stati sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro ad Angelo Greco, di 54 anni, attualmente detenuto a Torino. Il provvedimento è emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica. Angelo Greco è ritenuto affiliato alla consorteria mafiosa di Nicolino Granderacri. Sit-in delle associazioni contro il randagismo a Catanzaro, chiesta l'attuazione di piani straordinari. Vediamo. Siamo qui per cani e gatti, ma siamo qui per tutti i calabresi, perché oggi il fenomeno ha assunto delle proporzioni tali da sconfinare la tutela degli animali e riguardare ambiti sociali, economici e anche turistici, perché la spesa pubblica ha raggiunto delle cifre molto importanti. E stiamo a richiedere maggiore sicurezza anche per i cittadini. Si deve poter guidare tranquillamente senza il rischio che cani e gatti attraversino in continuazione la strada, così come si deve poter ritornare a fare una passeggiata nelle nostre città e senza avere il rischio di essere aggrediti da cani. Facciamo appello per quanto riguarda il riconoscimento di uno stato di emergenza del fenomeno randagismo e quindi chiediamo l'attuazione dei piani straordinari, prevalentemente di sterilizzazione e microchippatura, che oggi costituiscono i 2 principali strumenti per prevenire il fenomeno. Il segretario regionale del MIBAC e la Regione Calabria hanno presentato ieri pomeriggio a Cosenza il catalogo dal titolo La Calabria, il Mezzogiorno e l'Europa al tempo di San Francesco. Vediamo. Sono tanti gli eventi organizzati in Calabria per ricordare i 500 anni della canonizzazione di San Francesco di Paola. L'ultimo, in ordine di tempo, voluto dal segretariato regionale del MIBAC e dalla Regione Calabria, è stato la presentazione del catalogo dal titolo La Calabria, il Mezzogiorno e l'Europa al tempo di San Francesco. Abbiamo deciso di pubblicare in questo volume le opere che sono state dedicate a San Francesco di Paola perché meritano, perché appunto ci possa essere una proiezione anche fuori dalla nostra regione di quella che è stata l'opera, ma anche di quella che è stata l'arte e la cultura che ha dedicato grandi attenzioni a San Francesco di Paola. Il volume è frutto di un lungo lavoro di ricerca e di approfondimento della mostra iconografica e documentaria inaugurata nel maggio 2018 presso la cittadella regionale. Una grande attenzione a San Francesco da parte della Regione Calabria, che ha avuto un punto culminante lo scorso anno con la mostra di cui poi questa sera si presenta il catalogo. Chiamarlo catalogo è riduttivo perché parliamo di un volume di diverse centinaia di pagine, molto ricco di immagini e molto ricco di storia. Emblematico anche il titolo della pubblicazione, La Calabria, il Mezzogiorno e l'Europa al tempo di San Francesco, che sottolinea quanto il Santo di Paola abbia inciso nella storia della Calabria e dell'Europa del XV secolo. Ha svolto certamente il suo ruolo
in Calabria, affrontando un po' la questione sociale nel rapporto con Re di Napoli, e quando è andato in Francia, in quel rapporto personale che lui ha avuto con i due re di Francia, San Francesco è stato artefice di quella creazione di condizioni di convivenza tra gli stati che in fondo era quelle che si cercava per mantenere la pace in Europa. E ci spostiamo adesso a Sibari, un appuntamento atteso, quello della festa del volo, vediamo. È diventato ormai un appuntamento fisso per gli amanti del volo che ogni anno in giugno si danno appuntamento presso il Sibari Fly Aero Club per solcare i cieli. Stiamo parlando della festa del volo su questa aviosuperficie che permette l'atterraggio di velivoli dagli ultraleggeri fino a quelli da 25-30 posti. Quest'anno è un air show. Air show si intende che praticamente le pattuglie sono autorizzate dall'Aeroclub d'Italia a fare appunto acrobazie e quant'altro. Diverse le varie formazioni di esperti piloti che hanno sfrecciato nel cielo azzurro, ma anche tanti curiosi che non avevano alcuna dimestichezza con questa passione hanno avuto modo di trascorrere qualche piacevole ora tra piloti aerei, molti dei quali giunti a Sibari per la prima volta e che hanno espresso la volontà certamente di ritornare anche per le vacanze. Settimana prossima qui ci saranno un gruppo di tour operator della Camera di Commercio di Chicago a far conoscere e a far vedere questa realtà, ma la realtà in genere della Sibaritide. Cerchiamo di portare i piloti italiani, ma non solo italiani, in una specie di progetto di avioturismo, portarli a atterrare nelle aviosuperfici e poi visitare le nostre bellezze italiane del luogo. Durante la giornata ci sono state dimostrazioni teorico-pratiche sulla conduzione di aeroplani e aeromodelli. Il fascino del volo ancora una volta ha colpito nel segno e la piana di Sibari, grazie alla sua bellezza, è stata il palcoscenico naturale delle spettacolari esibizioni aeree. Certificato di gratitudine, i piloti tedeschi dell'Aeroclub esprimono così la loro grande gratitudine per il vostro supporto all'esplorazione dell'Europa. Ancora per le iniziative, il 22 e il 23 giugno Cosenza dedicherà un intero fine settimana al pianoforte. È il Cosenza Piano Fest presentato questa mattina, attesi in città 90 pianisti. Vediamo. Il prossimo 22 e 23 giugno a Cosenza ci sarà un weekend all'insegna del pianoforte. La 2 giorni dal titolo Cosenza Piano Fest è promossa da Asso Cultura Confcommercio Cosenza con il patrocinio dell'amministrazione comunale. È una iniziativa che abbiamo portato avanti anche con il sostegno del Comune di Cosenza, perché crediamo in questa città e operiamo per questa città, perché tutti insieme, secondo me, si può crescere, si può andare lontano. Saranno 4 le location interessate e tutte nel centro storico: il chiostro di San Domenico, la sala Quintieri del Teatro Rendano, il Museo dei Bretti e degli Enotri e i giardini di Villa Rendano, dove si susseguiranno le esibizioni al pianoforte di artisti di ogni età con repertori di musica classica. In questi 4 luoghi si alterneranno decine e decine di pianisti, da quelli più piccoli, il pianista più piccolo credo che abbia intorno ai 9 anni, a quelli più grandi, che parteciperanno a questo festival dedicato al pianoforte, con esecuzioni continue, anche contemporanee. La gente stessa sceglierà quale andare ad ascoltare in base al programma che verrà appunto pubblicato. L'iniziativa, oltre a calamitare l'interesse dei cittadini e dei visitatori, vuole ricordare a tutti che Cosenza è la città di Alfonso Rendano. Qui c'è la sua sontuosa dimora e a lui è intitolato il Teatro di Tradizione. Un modo per ricordare Alfonso Rendano, ma soprattutto per far ammirare i nostri bellissimi posti della città di Cosenza. Tantissimi pianisti che allieteranno 2 giornate che davvero, sono convinta, attireranno tanti curiosi oltre che tanti amanti della musica qui nella città di Cosenza. A Santa Severina adesso, dove c'è stato un riconoscimento per il questore di Palermo, Renato Cortese, il perché in questo servizio. Il Rotary Club di Santa Severina conferisce il premio alla professionalità a Renato Cortese per aver contribuito con il suo alto profilo morale, con il suo encomiabile lavoro svolto al servizio della legalità e della giustizia, a dare grande lustro alla terra di Calabria.
Renato Cortese di premi ne ha ricevuti diversi. L'uomo che ha catturato Bernardo Provenzano dopo 8 anni di indagini e ricerche setacciando l'intera Sicilia si è meritato la stima dell'intera nazione, ma è nel suo paese natale che questa volta riceve un encomio dal significato particolare. Ha un valore aggiunto, un premio nel paese natale e nel luogo dove ho studiato il liceo classico, come sapete qua anni fa c'era il liceo classico, e quindi insomma ha un sapore, un significato diverso, è molto forte, quindi sono lusingato e contento. È chiaro che oggi sì, sicuramente sono nella veste di rappresentante dello Stato, nella veste di questore, ma in realtà io qua credo di essere veramente solo e soltanto Renato Cortese. Il questore di Palermo è visibilmente emozionato perché a Santa Severina sono legati i ricordi familiari all'inizio di un percorso complicato ma di successo che lo ha portato a rivestire ruoli importanti. Il suo pensiero è rivolto ai giovani, a chi sarà chiamato a continuare in ogni ambito l'opera di risveglio delle coscienze non più disposte come in passato a piegarsi alle logiche della violenza e del sopruso. Il nostro è un percorso articolato, è un percorso diverso. La nostra professione si manifesta in territori diversi dell'Italia, purtroppo attraversata da una presenza della criminalità organizzata molto forte. Qua in Calabria ancora c'è una presenza purtroppo molto fastidiosa e invasiva. Però con la professionalità e soprattutto parlando con i giovani è un invito anche non soltanto a fare delle scelte professionali importanti, ma anche a fare delle scelte giuste, perché bene o male noi adulti le nostre scelte nel bene e nel male abbiamo fatto, ma i giovani ancora possono scegliere e in base alla loro scelta abbiamo più speranza che il futuro della nostra società, non solo quella calabrese, possa migliorare sicuramente. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Il nostro territorio dovrà ancora fare i conti con il caldo grazie all'azione protettrice dell'anticiclone nordafricano che mantiene il suo asse incentrato sul Mediterraneo centrale. Tra la giornata di giovedì e quella di venerdì l'avvezione di aria calda si spingerà anche sul Mediterraneo occidentale, coinvolgendo anche il resto dell'Italia. Domani cielo generalmente sereno ovunque, temperatura in lieve diminuzione, specie sui versanti tirrenici ed aree interne più occidentali. Domani ventilazione debole ovunque, dai quadranti occidentali sul Tirreno, da sud-sud-est sullo Ionio, con mare ovunque poco mosso. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.